La biella è un forgiato, è un acciaio a cui devo dare delle nervature perché deve resistere in un certo modo. E anche questa parte. Qui in questa zona invece che caratteristiche dovrà avere? What is the highest temperature in the gas turbine? Yeah, the answer is up to you because you are more involved in the aeronautic sector. But I guess that is for the information that I received is about 700-800 degrees. Allora, vedete il cuscinetto si divide, si apre con i rullini. Questa è la bandiera, si può vedere i tiranti di fissaggio. What is this? This is a system of start-stop with the same button. Sono Simone Noacco, lavoro in Daniele Automation presso Ufficio Tecnico come progettista CMI e sono diplomato quest'anno all'ITS e ho fatto questo corso per agevolarmi a entrare nel mondo del lavoro grazie anche all'alternanza dello studio / stage in aziende come la Danieli. Sono Lorenzo Revola, ho effettuato quest'anno il diploma presso l'ITS Malignani. Mi ha permesso di approfondire le mie capacità tecniche e soprattutto di conoscere l'azienda, ovvero il mondo del lavoro, l'azienda Danieli, che mi ha poi assunto come operatore alle macchine utensili in officina. Mi chiamo Bertoldi Riccardo, quest'anno ho finito il corso ITS, mi sono diplomato a luglio e grazie a questo corso, mediante anche i tirocinio stage che ho fatto, mi ha dato l'opportunità di conoscere la Danieli. Dopo un mese sono stato assunto presso l'ufficio controllo qualità. Sono Brisigalli Giulio, ho frequentato il corso ITS in meccatronica, ho eseguito i miei stage in azienda presso la Danieli Officina Meccanica SPA. Lo stage è stato inoltre molto utile per rendersi conto effettivamente di ciò che affascina di più. Io per esempio mi sono ripetuto, volevo fare il progettista e dopo ho capito che mi affascinava molto di più la parte riguardante i cantieri e la strada che ho intrapreso. Sono Bazzoli Nicola, lavoro in Danieli Centro Maschi, ufficio tecnico, e grazie all'ITS ho avuto la possibilità di conoscere come si lavora in un ufficio tecnico e quindi quali sono le mansioni di un progettista, di conoscere, di approfondire quali sono le mie conoscenze sulla meccanica. Sono Stefano Tilucca e lavoro in montaggio 1 qui in Danieli. Grazie al bagaglio culturale che ho accumulato al corso ITS, ora svolgo la mia mansione con maggior sicurezza, anche se non si smette mai di imparare. Sono Cauduro Francesco, lavoro alla Danieli Service come progettista e l'ITS Malignani mi ha permesso di migliorare le mie competenze. Mi chiamo Lorenzo Delizuani, ho conseguito il diploma presso l'Istituto Tecnico Superiore Arturo Malignani di Udine e ora lavoro in Ferriere Nord, la stessa azienda presso cui ho svolto il mio tirocinio aziendale. Dopo il primo periodo
di stage passato a lavorare alla progettazione dell'ammodernamento del treno bar e del laminatoio, ora posso partecipare alla vera e propria realizzazione dell'impianto, più in particolare del piping e degli impianti aerodinamici. L'Istituto Tecnico Superiore mi ha fornito i mezzi per un rapido inserimento nel mondo del lavoro. Appena una settimana dopo il conseguimento del diploma sono stato assunto in azienda.